Ancora in giro con Telefriuli alla scoperta dei luoghi toccati dalla tappa del 27 maggio del Giro d'Italia che attraverserà la nostra regione. Oggi vi parliamo della comunità di montagna Natisone Torre, dato che la tappa del 27, dopo essere partita da Marano Lagunare risalendo la pianura friulana, passerà proprio per il comune di Tarcento, dove ci troviamo in questo momento, per poi proseguire la salita verso Villanova delle Grotte. Ci troviamo in compagnia del sindaco di Tarcento Mauro Steccati, che è anche il presidente della comunità montana Torre Natisone, una comunità veramente molto vasta dal punto di vista dell'estensione territoriale, perché prende oltre al suo comune e tutta l'area montana circostante anche poi tutti quei comuni che sovrastano la Valle del Natisone. Sì, in effetti è costituita da 15 comuni, con i quali collaboriamo molto bene. Questa comunità che mi onoro di rappresentare è del Natisone Torre, è onorata e orgogliosa di ospitare questa 19ª tappa del Giro d'Italia. Il vostro è un impegno veramente grande nel corso di tutto l'anno con le vostre iniziative per promuovere questo territorio, dicevamo, così vasto e anche molto eterogeneo, ricco di caratteristiche che danno un'attrattiva turistica veramente notevole. Effettivamente è vero, stiamo lavorando tutto l'anno, ma per noi questa è un'occasione che ci dà Kaizen, l'organizzazione ci dà per la seconda volta in 2 anni. Il fatto di avere questa vetrina mondiale, proprio nazionale ed internazionale, è per noi una grande opportunità per farci conoscere, per fare conoscere le bellezze del nostro territorio, le nostre storie, la nostra cultura, quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari. Abbiamo un territorio meraviglioso, non ci manca nulla, come si può vedere sia dalle riprese, ma sia da quello che sono tutte le manifestazioni che noi durante l'anno organizziamo e su cui quest'anno spiccano in maniera particolare quelle che sono le grotte di Villanova. Ecco, c'erano state delle ricadute positive già negli scorsi anni, quando il Giro già era passato da queste parti, proprio grazie al prima menzionato impegno di Enzo Cainero. Certamente, il Giro d'Italia è un motore eccezionale per farci conoscere, per farci promuovere il nostro territorio. L'organizzazione ha fatto la sua parte, tocca a noi far vedere, mettere il vestito della festa, come si suol dire, far vedere quelle che sono le nostre peculiarità, promuovere durante tutto l'anno, fidelizzare queste persone, far venire voglia loro di ritornare una volta che il Giro o la manifestazione si è conclusa. Sappiamo bene che in ogni paese, soprattutto nel nostro piccolo Friuli, è importantissimo il ruolo del Proloco per mantenere vive le tradizioni e per promuovere le peculiarità del paese. Ora ci troviamo in compagnia di Nazareno Orsini, che è il presidente della Proloco di Tarcento. Allora, benvenuto intanto, parliamo un poco di quelle che sono le vostre iniziative nel corso dell'anno, che cominciano con il famosissimo Pignarul del 6 gennaio. Ormai abbiamo 2 anni di sacrifici per l'Epifania, abbiamo dovuto ridurre un po' le manifestazioni per il Covid, ma speriamo che per la 95esima Epifania del 2023 sia tutto regolarizzato e che quindi Pignarul avrà tanta collaborazione e tanta partecipazione popolare. La Proloco durante l'anno si svolgono diverse manifestazioni, abbiamo le serate teatrali di primavera con 4 serate organizzate in collaborazione con la Proloco di Segnacco. Poi abbiamo il Baule della Nonna che si svolge ogni 4º sabato del mese. Abbiamo la festa di San Pietro, che sono 2 fine settimana, del 24, 25 e 26 giugno e quindi 1, 2 e 3 luglio. Di nuovo la festa della birra organizzata in collaborazione con i comuni gemellati di Tarcento, che sono Unterfering della Germania, Arnolstein dell'Austria e Bovec della Slovenia. Ulteriori serate teatrali a ottobre, sempre organizzati con la collaborazione della Prosegnacco, sempre al Cinema Margherita, e poi tutti i mercatini di Natale per poi che sono di apertura per la grande Epifania friulana, che quest'anno è la 95esima edizione. È veramente un grandissimo traguardo e ovviamente la città si sta preparando a festa per il 27 maggio. Come ritroveremo allora Tarcento nel momento in cui i ciclisti del Giro d'Italia torneranno a far visita da queste parti? Ci stiamo organizzando per accogliere nel migliore dei modi con addobbi lungo le vie dove passerà il Giro. Speriamo che sia di gradimento non solo ai cittadini di Tarcento, ma a tutto a livello internazionale, perché il Giro d'Italia è visto da tutto il mondo.
Ci troviamo davanti alla sede della comunità di montagna Natisone Torre a Tarcento e siamo con il vicepresidente che è il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, con il quale andiamo a sottolineare l'importanza della sinergia tra la Val del Natisone e la Valle del Torre per promuovere tutto quest'unico territorio con un unico ente. Sì, effettivamente è vero, dal 2021 si è costituita il nuovo ente. Prima facevamo parte di due UTI del Natisone e del Torre completamente diverse, adesso hanno unificato, diciamo, i comuni che confinano con la Slovenia e sostanzialmente la comunità di montagna Natisone Torre fa parte, diciamo, tutto il comprensorio del Torre e anche del Natisone che prima era con l'UTI del Natisone. Territorio molto vasto ma esigenze e obiettivi simili. Ma il territorio è molto vasto, ma soprattutto con le stesse difficoltà e le stesse problematiche e quindi mentre prima c'erano due cose completamente diverse a livello di impostazione di UTI del Natisone, qui invece lavoriamo e avendo le stesse difficoltà e le stesse, diciamo, necessità territoriali, diciamo che si lavora in sinergia. 15 comuni in tutto, molti dei quali sono accomunati anche da questo nuovo passaggio del Giro d'Italia il 27 maggio, una tappa che attraversa un po' tutta la regione partendo dal mare, arrivando fino alle nostre montagne con uno sconfinamento anche in Slovenia. Sì, effettivamente è la terza volta che abbiamo la fortuna di avere il Giro. Il Giro è un evento particolare che veramente crea un movimento, crea interesse da parte della comunità. Quest'anno abbiamo anche la possibilità di vedere il Giro transitare anche oltre confine, soprattutto i comuni limitrofi ai nostri, dove non fa nient'altro che aumentare il rapporto di amicizia. Sappiamo infatti come la tutela della minoranza linguistica e della cultura slovena vi stia particolarmente a cuore. Tra l'altro è proprio degli scorsi giorni la visita nelle valli del Natisone del Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor. Che esperienza è stata? Ma io ero presente al festival con la presenza del Presidente e non è la prima volta che viene nelle valli del Natisone. Una delle prime volte è stata anche l'inaugurazione della scuola bilingue che veramente fa un punto di riferimento per tutto il discorso della minoranza slovena. Molti di voi conosceranno già questo personaggio, se non altro per fama, avendolo visto il 6 gennaio in occasione del Pignarul di Tarcento. Stiamo parlando di Giordano Marsiglio, ovvero il vecchio venerando che ogni anno quindi prevede, in base alla direzione del fuoco, che tipo di anno sarà. Ma sappiamo che Giordano è anche un profondo conoscitore di tutti gli aspetti naturalistici di questo territorio. Quali sono le peculiarità, le caratteristiche di tutta questa zona pedemontana e non solo? Diciamo che Tarcento è posto praticamente in una conca. Nel tempo questa conca è stata chiamata la perla del Friuli e d'altro canto non è per niente errato perché è attraversato dal Torre e praticamente potrebbe essere anche la terra del fuoco, dell'acqua e del fuoco perché abbiamo il Pignarul e abbiamo il Torre. Il Torre nasce dal Musica, la catena che vediamo alle spalle, che ha un'importanza che io direi quasi estrema, nel senso che se non piove là non abbiamo l'acqua da nessuna parte. Come mai è la zona più piovosa d'Italia? Sono i venti che portano lì le nuvole, le ammucchiano praticamente e lì piove. C'è da dire una cosa, in questi ultimi anni purtroppo è un po' scarsetta l'acqua, quindi abbiamo il Torre che è leggermente sotto il livello normale, ma questa è la natura. Siamo noi che dobbiamo dare una mano alla natura, siamo noi che dobbiamo cercare di non sporcarla, perché c'è troppa gente ancora che lascia in giro di tutto. Noi dobbiamo, conservare il nostro territorio, perché è da questo che raccogliamo il pane e raccogliamo la nostra vita. Forse non tutti sanno che a Tarcento c'è anche un museo denominato Museum che comprende non solo la parte naturalistica ma anche quella archeologica e paleontologica. Noi abbiamo visitatori che vengono dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia, io ho 2 o 3 corrieri pullman ogni anno, io ho escluso il momento della malattia che purtroppo abbiamo dovuto sopportare anche quella
e devo dire che sono tutti entusiasti. In conclusione, che cosa prevede il vecchio venerando per la tappa del 27 maggio? Ma io non faccio previsioni sulla persona che vince. Sicuramente il migliore si farà strada, questo è normale ogni volta. E io so che i friulani sono anche corretti, quindi non ci saranno, diciamo, degli screzi da parte dei visitatori, e so che è molto seguito e questo mi fa piacere, perché diventa un passaporto per la gente, per il popolo. E anche per oggi è tutto, alle prossime puntate sempre in giro sulle strade della Corsa Rosa.